Ore 13:30 di giovedì 1 aprile. Si presenta così il centro vaccinale in fiera a Vicenza. Il deserto. Nulla a che vedere con le code e gli assembramenti solo di inizio settimana. I vaccini, comprese le scorte in possesso dello slotto Berica, sono finite. In mattinata sono state effettuate le ultime dosi a disposizione di AstraZeneca, rinviate le vaccinazioni del pomeriggio e il centro ha chiuso. Mi sono registrato sul sito dell'USL, in pochissimi minuti ho avuto la conferma dell'appuntamento, che però ieri mi hanno anticipato dal pomeriggio a mezzogiorno. Sì, proprio le ultime. Mi hanno chiamato in anticipo, dovevo venire alle 6:20, invece sono venuto adesso. Mi hanno detto quello che mi hanno fatto, che sono le ultime. Quindi Sì. anche fortunata Sono intanto. stata fortunata, sì. Sono appunto fortunata perché hanno detto degli ultimi vaccini che da poi non so quando riaprono. Speriamo in bene per gli altri che devono farlo. Io avevo l'appuntamento alle 13:40, che sono venuto 10 minuti prima per essere in regola anche con gli assembramenti. Però alle 1 hanno finito tutti i vaccini e noi ci hanno spostati tutti alla domenica di Pasqua. Era prenotato? Sì, Invece? niente da fare. Questa è l'Italia. Vaccini che sarebbero, si dice, in arrivo e già a Pasqua si dovrebbe tornare a vaccinare. Intanto il centro della fiera si è riorganizzato con modalità più rapide ed anti-assembramento. L'utente nel box non avrà più anamnesi e vaccino contestuali. Farà unicamente l'anamnesi, al di fuori del box anamnesi c'è un infermiere che praticamente somministra il vaccino per 3 pazienti sostanzialmente, quindi quelli che escono dai 3 box che lui serve. Poi l'attesa post vaccino dove sono state posizionate nuove postazioni informatiche. Abbiamo delle postazioni PC con del personale amministrativo che dà il secondo appuntamento all'utente oppure il certificato vaccinale di chiusura dell'iter vaccinale.